buongiorno a tutti, sono Valeria Trevisan, la direttrice della Biblioteca Provinciale Claudio Augusta di Bolzano. Da diversi anni questa biblioteca organizza, durante l'anno dell'attività, la raccolta di tesi di dottorato, di tesi magistrali, di tesi di ricerca, per costituire, arricchire e integrare una raccolta a cui teniamo particolarmente. Tantissimi anni fa, quando questa biblioteca aveva iniziato a muovere i primi passi, ci eravamo interrogati su come recuperare un materiale che viene definito letteratura grigia, in quanto non è reperibile attraverso i canali tradizionali, quelli commerciali, le librerie o i fornitori, per poter arricchire una collezione, la biblioteca, e soprattutto avere del materiale di alto livello per quanto riguarda il nostro territorio. Un focus a cui ci teniamo particolarmente e che riguarda la sua, manifestazione in tutti gli ambiti della ricerca, dello scibile. In questi anni infatti abbiamo ricevuto numerosissime tesi, penso che saremo intorno ai 500 volumi. Queste tesi riguardano temi veramente molto vari l'uno dall'altro, andiamo dalle scienze forestali all'architettura, alle nuove tecnologie, alla sanità, alla storia dell'arte, alla storia, alla politica, a temi della giurisprudenza, insomma, per arrivare poi agli aspetti pedagogici, linguistici, della psicolinguistica e così via. Ogni anno riceviamo delle tesi e i titoli sono sempre straordinariamente interessanti e di grande interesse anche per la biblioteca. In questo 2020 abbiamo pensato di realizzare un breve video che possa permettere a tutti gli studenti e le studentesse che ci hanno consegnato i loro lavori di presentarsi, di raccontare brevemente il loro lavoro e di farsi conoscere. Saranno con noi in questa galleria di ritratti molto interessante anche Alessandra Tortosa, programmista regista della RAI, della sede RAI di Bolzano, e naturalmente il nostro assessore per la cultura italiana Giuliano Bettorato, vicepresidente della provincia autonoma di Bolzano. Buongiorno a tutti, sono Alessandra Tortosa, programmista regista di RAI Alto Adige e saluto tutti i vincitori del premio Claudio Augusta. Sono qui quest'anno come gli altri anni per questa collaborazione che si è instaurata con la Biblioteca Provinciale Claudio Augusta, e ringrazio la direttrice Valeria Trevisan, una collaborazione che permette appunto ai laureati di parlare della propria tesi, parlarne con me alla radio, nel programma radiofonico Post-it Appunti dal Territorio. È un programma di RAI Alto Adige che va su RAI Radio 1 in ambito regionale alle 12:25 ogni lunedì. Noi di RAI Alto Adige stiamo attenti a valorizzare le potenzialità, le idee, le nuove proposte dell'Alto Adige, cerchiamo nuovi argomenti, quindi qualsiasi argomento abbiate trattato nella vostra tesi, che si tratti di medicina, storia, letteratura, lingua, sociologia, qualsiasi cosa, pedagogia, è ben accetto e si faceva sempre la chiacchierata. A me piaceva sempre incontrarvi di persona e conoscervi. Quest'anno purtroppo non è possibile, lo faremo telefonicamente, quindi chi lo desidera può lasciare la propria mail e il proprio numero di telefono alla biblioteca e nei prossimi mesi verrà contattato da me per concordare un appuntamento e concordare un'intervista. Se invece volete scrivermi direttamente, la mail è alessandra.tortosa@rai.it. E niente, vi saluto, vi auguro un buon proseguimento e speriamo di sentirvi e di fare l'intervista per il programma radiofonico. Grazie. Un caro saluto a tutti e un grazie di cuore. Inizio così, un grazie di cuore a tutti i protagonisti del mondo della cultura e a tutti i volontari che si applicano per far sì che questo contest ogni anno venga realizzato. Stiamo parlando del premio Claudio Augusta, un premio molto importante che quest'anno purtroppo dovremo festeggiare a distanza. Il 2020 sicuramente è stato un anno molto particolare dove abbiamo dovuto cambiare le nostre abitudini, limitare le nostre libertà
E il premio Claudio Augusta è un premio sicuramente importantissimo e quest'anno lo è ancora di più, perché anche se lo festeggiamo chiaramente a distanza, diamo della normalità in un periodo di anormalità. Quindi un grazie veramente a tutte le persone che si sono spese per la realizzazione, un grazie a tutti gli operatori, i protagonisti culturali che hanno investito il loro tempo per realizzare le loro opere culturali. Cultura è sociale e soprattutto in questa particolare fase dell'anno e della nostra epoca di fronte alla pandemia è un obiettivo importante, perché comunque riesce a tenere unite le persone. Abbiamo ogni anno più di 400 opere da valutare, e le tesi, la cosa bella è che rimangono sul territorio, quindi promozione culturale che rimane sul territorio. Il mio ringraziamento quindi va a tutti i protagonisti, un saluto, un ringraziamento particolare a Valeria Trevisan e a tutto il suo staff, alla Biblioteca Claudio Augusta, e colgo anche l'occasione per farvi gli auguri di un felice Natale e un 2021 col sorriso. Ce la faremo, grazie. Mi chiamo Patrick Ipote, ho conseguito la laurea magistrale in gestione dell'organizzazione del territorio in facoltà di sociologia all'Università di Trento. L'idea di scrivere questa tesi nasce da un mio interesse di lottare contro le ingiustizie, eliminare ogni forma di discriminazione nel mondo del lavoro e promuovere la parità di genere. Le tematiche trattate in questa tesi sono principalmente l'imprenditoria agricola femminile, il caso dei masi chiusi gestiti da donne in Alto Adige, la doppia presenza della donna contadina, che ha un ruolo molto importante sia a casa che al lavoro, e questo mi ha portato a fare una riflessione sulla rottura con il sistema patriarcale. In conclusione posso dire che la donna contadina non vuole fare una rivoluzione, ma chiede più rispetto, valorizzazione e considerazione del suo lavoro quanto quello dell'uomo. Questo mi permette di fare un passo importante verso la rottura con il sistema patriarcale e contribuire alla promozione della parità di genere. Ringrazio la Biblioteca Claudio Augusta per aver organizzato questo premio. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questo evento. Ringrazio i docenti e gli insegnanti dell'Università di Trento che mi hanno accompagnato durante tutto questo percorso, e ringrazio tutti dell'attenzione. Grazie. Buongiorno, innanzitutto vorrei ringraziare la Provincia Autonoma di Bolzano e la Biblioteca Civica Claudio Augusta per l'assegnazione del premio Claudio Augusta 2020, di cui sono molto felice e nonché penso anche sia anche uno dei più grandi incentivi che si possa dare ad uno studente che sta entrando nel mondo del lavoro, e questi riconoscimenti ci aiutano tanto. Bene, vorrei subito passare alla mia tematica, ovvero il partenariato pubblico-privato nella provincia autonoma di Bolzano. L'utilizzo di questo strumento si riscontra sempre di più, soprattutto anche nella provincia autonoma di Bolzano, ed è anche per questo motivo che ho voluto affrontare questa tematica giuridica in questa occasione, nell'occasione della stesura della tesi di laurea. Bene, adesso spiegare il partenariato pubblico-privato, che consiste praticamente in un contratto tra ente pubblico e ente privato che ha di durata medio-lunga e consiste nella realizzazione e nella gestione di un'opera pubblica o di un servizio di pubblica utilità. Servono determinati presupposti ex lege, che sono definiti dalla disciplina statale, ovvero serve la forma scritta, la durata, il finanziamento, che alla fine sono le regole del gioco di questo strumento, la partecipazione del soggetto privato, cosa essenziale per il partenariato pubblico, il quale è sempre al centro di ogni fase, di ogni iter procedimentale della realizzazione ma anche della gestione dell'opera pubblica, e poi la ripartizione dei rischi. Nell'elaborato scientifico
poi ho iniziato analizzando la disciplina nazionale e poi la disciplina a livello provinciale. A livello nazionale abbiamo il codice dei contratti pubblici e la linea guida ANAC numero 9 del 2018, che sono, così dire, le fonti di diritto più essenziali per questo strumento, da quali dobbiamo poi trarre tutte le discipline regolatorie. Bene, a livello provinciale riscontriamo essenzialmente due fonti di diritto, ovvero la legge provinciale in materia di appalti pubblici, l'LP numero 15 del 2016, e la delibera numero 813 del 2018, delibera della Giunta provinciale, su elaborazione della CP, la quale elabora delle linee guida che poi vengono presentate alla Giunta provinciale, la quale poi emana quest'ultime. Bene, proprio la delibera numero 813 del 2018 è molto importante poiché delinea delle modalità di presentazione e di valutazione dei progetti di PPP. Questo sino ad ora non era avvenuto a livello nazionale e esamina tantissime situazioni, tra cui anche la scelta dell'aggiudicatario, dettagli tecnici operativi e organizzativi, il CAM, i criteri di valutazione di un progetto proveniente da un proponente, ovvero da un soggetto privato, il quale ha anche il diritto privilegiato di prelazione. E questa deliberazione, questa linea guida provinciale delinea anche varie novità concernenti soprattutto la convenienza, ovvero la valutazione, e vi è più spazio a livello provinciale rispetto a livello nazionale. Poi nell'elaborato scientifico ho anche analizzato le classificazioni di opere, calde, tiepide e fredde, ho parlato del PPP contrattuale, PPP istituzionalizzato, ho parlato di bankability, del piano economico finanziario, del PEF e soprattutto anche fatti del rapporto tra il VAN e il TIR. Vorrei concludere questa presentazione dicendo che soprattutto le amministrazioni pubbliche, ma come anche gli imprenditori stessi, le imprese, non devono avere paura nell'utilizzare questo strumento. Questo strumento può essere un'opportunità unica, non solo per la pubblica amministrazione di aumentare gli standard qualitativi e di trarre anche un risparmio, quindi un vantaggio in senso economico, ma anche per gli imprenditori di aprire i propri orizzonti. Come già annunciato in precedenza, è uno strumento in continua crescita, sicuramente anche in provincia di Bolzano, mense, scuole, ospedali, pubblica amministrazione, troverà sempre più riscontro. Quindi è un invito soprattutto agli imprenditori, alle imprese che vogliono crescere, dovranno aprire i propri orizzonti a questo strumento. Buongiorno a tutti, sono Anna Möseneder Freilia, vengo da Merano ma attualmente lavoro a Verona. Mi sono laureata lo scorso marzo presso l'Università degli Studi di Trento in scienze storiche e in particolare nell'ambito di antichità e medioevo. La tesi che ho discusso si intitola Emozioni e lessico emotivo nelle vite Corbignani e Aimrammi di Arbeone di Frisinga. Come si può comprendere dal titolo, l'oggetto di studio sono state le due agiografie scritte da Arbeone, vescovo di Frisinga tra il 764 e il 783. Molti studiosi di area germanica ma anche di area locale hanno preso in esame queste due geografie come fonti dell'inizio del VIII secolo nel Ducato di Baviera. E tuttavia io ho esaminato queste fonti da un altro punto di vista, ovvero quello della storia delle emozioni, che ha conosciuto negli ultimi anni il grande contributo della studiosa americana Barbara Rosenwein, che ha coniato il termine di comunità emotiva per indicare un gruppo, spesso ma non sempre sociale, che in un determinato periodo storico ha i suoi valori e i suoi modi di intendere e di esprimere le emozioni. Dunque, uno studio di questo tipo si deve concentrare sul lessico e appunto, dopo aver ricostruito il contesto in cui Arbeone ha operato come vescovo, come uomo di cultura, come uomo politico al servizio di Tassilone III
duca di Baviera, ho esaminato il lessico con significati emotivi utilizzato all'interno delle due vite. Questa analisi mi ha portato a ritenere che Albeone si rivolgesse in primo luogo ad un pubblico di aristocratici laici, a cui voleva presentare un nuovo modello di comportamento, orientato al rispetto degli ideali cristiani, quindi alla protezione della Chiesa, dei suoi ministri e dei più deboli. E a questo punto ho quindi portato l'analisi ad un ulteriore livello, confrontando il lessico emotivo utilizzato da Albeone con quello presente all'interno del manuale di Alcuino De Virtutibus et Vicis, indirizzato al laico guidone, in modo che potesse riconoscere quali emozioni fossero positive e negative e potesse così controllarle in ogni giorno della sua vita. Il confronto mi ha portato a ritenere che Albeone, ancora prima di una codificazione della cosiddetta Correctio Carolingia, ovvero della correzione dei costumi morali dell'aristocrazia al fine di rafforzare e legittimare il potere del sovrano Carlo Magno, avesse voluto proporre un nuovo modello di comportamento all'aristocrazia bavara al fine di rafforzare il potere di Tassilone III. La tesi che ho discusso presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento nel dicembre 2019 ineriva le recenti iniziative assunte dal governo austriaco concernenti la concessione della cittadinanza austriaca e l'estensione della protezione consolare ai cittadini di madrelingua tedesca e ladina residenti in Alto Adige, proposte che sono state duramente contestate dal governo italiano. Scopo dello studio era valutare la legittimità delle proposte austriache alla luce del diritto internazionale, prescindendo da valutazioni riguardanti l'opportunità o la convenienza politica che spesso connaturano questo tipo di dibattiti. Da un lato la posizione austriaca fondava la legittimità dell'azione in considerazione della propria funzione di tutela nei confronti delle minoranze residenti in Alto Adige, dall'altro l'Italia riteneva e ritiene che tale posizione oggi non sia più giustificata in relazione allo sviluppo del diritto comunitario ed internazionale. Al fine di dare una risposta al quesito è stato fornito anzitutto un quadro generale, sia storico che giuridico, volto a contestualizzare la situazione attuale e comprendere se la Schutzfunktion rivendicata dall'Austria sia giustificabile ancora oggi. A tal fine sono state considerate non solo le consuetudini e le convenzioni di diritto internazionale, ma anche nello specifico i trattati conclusi tra Italia ed Austria e i documenti relativi ai rapporti diplomatici tra i due paesi dal secondo dopoguerra, oltre alle posizioni assunte da diversi esponenti dei governi che si sono susseguiti nel tempo. In secondo luogo sono state analizzate le recenti iniziative del governo di Vienna, approfondendone l'excursus storico senza dimenticare le reazioni dell'Italia. Nell'ultimo capitolo, quello più consistente, sono stati trattati diversi istituti giuridici direttamente coinvolti nella questione. La disciplina nazionale ed internazionale in materia di tutela delle minoranze, la normativa in materia di cittadinanza, nello specifico in tema di doppia cittadinanza e di cittadinanza europea, e i principi che regolano i rapporti interstatali. Da ultimo, questi argomenti hanno permesso di esaminare un ulteriore tema, quale il concetto di kin state, con cui si indica uno Stato legato per diversi motivi ad una minoranza residente nel territorio di un altro Stato. Quest'ultimo tema si è affacciato di recente nella scena internazionale e anche per questo motivo non vi è una disciplina uniforme e vincolante. Per questo si è cercato di fornire un quadro generale il più possibile completo che permettesse di individuare i criteri
volti ad indicare uno Stato come King State e a capire per quali azioni questo possa intraprendere oltre ai limiti che incontra per tutelare le proprie King minorities residenti nel territorio di un altro Stato. Questo aspetto è stato approfondito soprattutto considerando le diverse discipline settoriali coinvolte, tentando di individuare un punto di equilibrio tra la tutela delle minoranze e il principio di non ingerenza negli affari interni di un altro Stato. I diversi argomenti studiati si sono rilevati fondamentali per fornire, alla luce degli strumenti giuridici oggi a disposizione, una risposta in merito al quesito sulla liceità dell'iniziativa unilaterale adottata dai King State e nello specifico dall'Austria in relazione alla popolazione sudtirolese. Anzitutto si può affermare che è innegabile la qualità dell'Austria come King State e il fatto che questa abbia anche il diritto di vigilare sulla tutela delle minoranze tedesche e ladine residenti in Alto Adige, il che non le impedisce di adottare determinate iniziative che riguardino direttamente queste popolazioni. Il discrimine tra legittimità o meno è da individuare però nel consenso dello Stato italiano. Si tratta dunque di un aspetto di natura prevalentemente procedurale che prescinde dal merito della questione della singola iniziativa. È una regola questa che però conosce delle eccezioni, anzitutto nel caso in cui lo Stato di residenza non rispetti il diritto delle minoranze. In secondo luogo, si sono riconosciute attualmente alcune iniziative unilaterali da parte dei King State in determinati ambiti, essenzialmente in ambiti di natura educativa e culturale. Salve, sono Valentino Piccinelli, dottore in Storia e Scienze Storiche all'Università degli Studi di Milano. Desidero anzitutto ringraziare la Biblioteca Provinciale Claudia Augusta e la Commissione del Premio Claudia Augusta per aver ritenuto di includere il mio lavoro di ricerca tra i premiati di questa edizione. È per me personalmente un grande onore. E ringrazio altresì per la possibilità di presentare tale lavoro attraverso un video. Non è certo appagante come farlo in un contesto reale, ma ovviamente occorre adeguarsi ai limiti che questo tempo ci impone. La tesi in oggetto, di cui potete vedere a lato il frontespizio, è dedicata all'affrontare da un punto di vista storico la nascita, lo sviluppo e l'impatto delle trasmissioni televisive che la Rai Radiotelevisione Italiana, attraverso la sua sede di Bolzano, realizza a beneficio delle comunità di lingua tedesca e ladina dell'Alto Adige. Una produzione che è unica nel suo genere in Italia per quantità e varietà, con migliaia di ore annue che si aggiungono alla normale programmazione in lingua italiana. E avendo io dedicato le mie ricerche in ambito universitario alla storia della radio e della televisione, la prospettiva di potermi nuovamente dedicare a questo campo, combinando parallelamente la conoscenza della storia di un territorio che frequento stabilmente oramai da molto tempo, ha suscitato il mio interesse per questo tema di ricerca. Peraltro ho notato che tutte le ricerche esistenti sull'argomento, alcune delle quali molto complete e di cui mi sono servito naturalmente, erano state fin qui realizzate da personaggi a vario titolo connessi con la RAI e con l'argomento appunto della ricerca, per cui ho avuto la piccola pretesa di poter, con la mia terzietà, avere una posizione privilegiata dalla quale affrontare l'argomento e queste tematiche da un diverso punto di vista. E proprio il parallelismo tra il medium e il territorio è la chiave di lettura, a mio avviso, imprescindibile per comprendere le dinamiche di sviluppo della radiotelevisione in Alto Adige. L'uno ha influenzato l'altro in un rapporto scambievole che ha prodotto esiti spesso originali e inaspettati. Questo è accaduto anche nel 1966, anno in cui la sede Rai di Bolzano diventa la prima in Europa a produrre un programma televisivo a carattere regionale, ovvero dedicato a una porzione territoriale e in termini di popolazione residuale.
La decisione venne presa a Roma nel tentativo di dare una risposta all'istanza che proveniva dall'opinione pubblica e dalla politica altoatesina di poter liberamente ricevere i canali televisivi di Germania, Austria e Svizzera. Ovviamente per quel tempo questo non era proponibile perché l'Alto Adige, non ancora provvisto di autonomia provinciale, era un territorio socialmente instabile, interessato dagli attentati, e il governo italiano non intendeva rinunciare al controllo sui mezzi di comunicazione e tanto più sulla televisione, che all'epoca era monopolio della RAI. Per questo motivo la redazione di questo programma, che si chiamò inizialmente Reisenderbozen, venne basata non a Bolzano ma a Roma, dove vennero trasferiti alcuni redattori, peraltro con la promessa di rimanere solo pochi mesi, mentre per arrivare alla chiusura della sede di Roma e trasferire tutta la produzione a Bolzano occorsero quasi 30 anni. Ho individuato due fasi nella storia di questa programmazione. La prima, che ho riassunto nella definizione territorialità passiva, un periodo in cui, tolto il telegiornale, i cui redattori erano peraltro subordinati alla redazione italiana, e qualche programma di attualità, più esibizioni teatrali e musicali, il palinsesto, che consisteva di un'ora di programmi al giorno in fascia preserale, era composto quasi unicamente da programmi acquistati di seconda mano da Austria, Germania e Svizzera. Ovviamente questo non poteva essere considerato soddisfacente per il fabbisogno culturale del pubblico altoatesino, che in quegli anni infatti si ingegnò a ricevere i canali esteri attraverso una diffusa rete di ripetitori pirata che furono oggetto di retate da parte della Guardia di Finanza, cosa che però comunque non impedì il proliferare di queste antenne fantasma, di cui vennero impiantate decine di migliaia in tutto il territorio della provincia. Inoltre la politica e l'opinione pubblica non lesinarono critiche alla RAI, che agli occhi di molti era ancora il Walche Sender, il programma romano, uno strumento del controllo del centralismo nazionale italiano, e che venne accusato di voler ingannare gli altoatesini con quest'ora di trasmissione e di non voler loro concedere il diritto a un giusto consumo culturale. Questa fase dura fino circa al 1972-1975, quando prima viene approvato il secondo statuto di autonomia, che trasferisce l'autonomia dalla regione Trentino-Alto Adige alla provincia di Bolzano, e successivamente quando viene creata la RAS, che è l'ente tramite il quale la provincia di Bolzano attiva una rete legale di ripetitori per ricevere sul territorio della provincia i canali esteri di lingua tedesca. Questo spinge il Senderbozen, che al contempo comincia a godere di una maggiore autonomia editoriale, sul piano di diventare davvero televisione regionale, ovvero parlare prevalentemente di tematiche locali, ridurre gli acquisti dall'estero e favorire invece le produzioni proprie o quelle acquistate da produttori sempre altoatesini. E in questo contesto, peraltro, anche la più piccola delle comunità linguistiche provinciali, quella ladina, riesce a trovare, seppure a fatica ma con crescente risultato, un suo spazio all'interno del medium televisivo, tramite il quale poter dare voce alla propria identità e avvalersi della televisione come strumento di tutela culturale. In questo modo la programmazione per le minoranze linguistiche della sede RAI di Bolzano è stata rivalutata e è stata riconosciuta quale utile servizio all'identità provinciale, un fatto che è stato suggellato dalla convenzione stipulata tra RAI Provincia di Bolzano e sede RAI di Bolzano nel 2013 e Presidenza del Consiglio dei Ministri, scusate, nella quale la provincia autonoma ha acquisito un maggior diritto di intervento all'interno della radiotelevisione, finanziando direttamente i programmi per le minoranze linguistiche. Questo a sottolineare come la produzione RAI sia diventata strategica dal punto di vista locale. Due parole sulla ricerca. Fare ricerca sulla televisione, come diceva Franco Monteleone, che è autore di uno dei libri più diffusi e più importanti della materia, è come raccontare quello che è stato scritto nel vento. Con questo si intende dire che per molto tempo la fonte televisiva, l'archivio televisivo non è stato riconosciuto per il valore culturale che aveva.
Solo negli ultimi 20 anni si è cominciato a conservare sistematicamente, perlomeno in Italia, ma anche in diverse parti d'Europa, il girato televisivo come fonte storica da archiviare, da tutelare ai fini di memoria futura. Per molto tempo non è stato così. Questo ha fatto sì che, facendo ricerca su un periodo di oltre 50 anni, vi fossero grosse lacune, parti di programmazione che non si sono conservate e altre che si sono deteriorate. Per questo la ricerca che ho condotto, che è stata svolta in massima parte presso la sede RAI di Bolzano, grazie alla fattiva collaborazione del personale della sede, che ci tengo naturalmente a ringraziare per la disponibilità, la ricerca ha sia contemplato l'esame dell'audiovisivo che anche una ricerca su fonti cartacee, quindi giornalistiche, opere anche saggi accademici sull'Alto Adige, e inoltre anche una diffusa campagna di interviste ai protagonisti che in passato e anche nel presente hanno collaborato e collaborano alla produzione di questo programma regionale. Peraltro, per completare la ricerca, mi sono anche recato a Roma, dove tuttora negli archivi della RAI si trova traccia del passaggio di questo programma per le minoranze linguistiche e dove tuttora vivono i pionieri che nel 1966 vennero chiamati a occuparsi di questa programmazione. Credo che il risultato della mia ricerca sia un lavoro esaustivo e che consente di dare un fattivo arricchimento, perlomeno questo è un mio auspicio dal suo punto di vista, al patrimonio documentale sulla storia e sull'identità altoatesina. Grazie ancora a tutti. Ciao a tutti, mi chiamo Stefania Maggio e sono laureata in traduzione tecnico-scientifica e interpretariato, laurea conseguita presso l'Università del Salento nell'aprile 2020. Il mio lavoro di tesi con il titolo La lingua tedesca in Südtirol tra storia, politica e identità culturale ha lo scopo di indagare la realtà altoatesina da un punto di vista innanzitutto storico, e infatti grazie alla storia che capiamo il nostro presente, ma che riusciamo anche a delineare tratti del nostro futuro. E soprattutto va ad indagare la realtà altoatesina da un punto di vista legale e infine anche linguistico. Legale perché il Südtirol può essere classificato a livello nazionale come una delle realtà più tutelate da un punto di vista minoritario. Il Südtirol è una minoranza linguistica. Grazie ad un sofferto percorso storico è riuscito nel 1972, con il secondo statuto di autonomia, a raggiungere uno status sicuramente importante nel panorama minoritario della nazione italiana. Nella seconda parte del mio lavoro di tesi ho voluto indagare alcuni aspetti riguardanti la lingua in Südtirol e anche l'identità. È per questo che ho voluto creare un sondaggio da sottoporre attraverso dei moduli Google alla popolazione altoatesina di madrelingua tedesca per andare a capire alcuni aspetti cardine dell'identità altoatesina. Ad esempio, è giusto che il Südtirol faccia parte della nazione italiana? Dalle risposte comunque analizzate emerge che la maggior parte degli altoatesini di lingua tedesca ha risposto di sì, quindi è giusto che il Südtirol, secondo i partecipanti al sondaggio, sia un territorio italiano. Infine, nell'ultima parte della mia tesi ho analizzato la lingua del Südtirol, innanzitutto classificandola come un Halbzentrum, cioè un centro che non gode ancora di codificazioni per quanto riguarda la lingua ufficiale parlata all'interno del territorio, a differenza ad esempio del tedesco parlato in Germania e in Austria, che possono essere invece categorizzate come Vollzentren della lingua tedesca. Inoltre, grazie al lavoro di ricerca della studiosa Abfalterer, è emerso che in Südtirol ci sono circa 2 categorie di parole: i cosiddetti Primera Südtirolismen e i cosiddetti Sekundäre Südtirolismen. I primi sono dei termini che vengono utilizzati soltanto in Südtirol e quindi sono termini specifici della terra in questione,
I secondi sono invece dei termini che il Südtirol condivide con altri centri della lingua tedesca, come ad esempio il Belgio, ma anche il Belgio in realtà orientale, dove si parla il tedesco, ma anche l'Austria, la Germania e così via. Infine, il lavoro ha analizzato la lingua in una prospettiva generale. Il tedesco è sicuramente una lingua che ha un futuro e questo futuro deve essere anche visto in Südtirol. Il Südtirol è un importante territorio in cui il tedesco viene parlato ma soprattutto tutelato. È per questo motivo che il panorama europeo dovrebbe dare più valore al territorio sudtirolese in modo tale da valorizzare la sua lingua, ma anche la sua storia e soprattutto la sua gente. Grazie e arrivederci. Io sono Elisa Caneve e ho scritto la mia tesi di laurea magistrale in italianistica sulla figura del poeta Norbert Conrad Kaser, di origine pusterese, e ho riflettuto a lungo su come poter dare un'idea, riassumere una persona e una poesia, un'arte così complesse, e a dire la verità non sono riuscita molto a arrivare a una soluzione. Per questo ho pensato di far parlare lui, di leggere una delle sue poesie che forse sarà in grado di accendere un interesse in qualcuno come è stato per me. E la poesia che ho scelto è Vorrei essere un pesce, la leggo in italiano. In questa poesia Norbert Conrad Kaser ci fa capire tutta la sofferenza dell'incomprensione di cui lui ha sofferto come tanti grandi illuminati. L'incomprensione e anche il venire ostacolati, ecco, perché io non credo che lui sia stato solo incompreso, anzi qualcuno ha capito benissimo alcuni suoi messaggi, pensiamo anche a quelli più diretti come il Brixner Ede, ma tanti altri. E ecco, questa grossissima e profonda sofferenza che si legge in questa poesia mi ha fatto soffrire quando l'ho letta. E nessuno ha mai chiesto scusa ufficialmente a tutto quello a tutto il male che abbiamo arrecato al giovane Kaser, che di fatto di tutto questo è anche morto, secondo me, di incomprensione. E ascoltiamo, poi magari vi do ancora due osservazioni. Sostanzialmente in questa poesia lui fa un'enumerazione di tutte le situazioni orribili in cui si vorrebbe trovare, piuttosto che avere a che fare con i suoi conterranei, con l'establishment culturale, col pensiero dominante, diciamo. Vorrei essere un pesce, galleggiare avvelenato nell'acqua per il lutto delle femmine. Vorrei essere un vietnamita, lontano, lontano, marcito nel riso, per la gioia dei maschi. Vorrei essere un morto ubriaco alla stazione di Innsbruck. Tutto vorrei essere, tranne che vicino a voi. Vorrei essere un tassista morto. Vorrei essere un assassino di pensionati. Vorrei essere uno stupratore pedofilo. Vorrei essere uno studente. Tutto tranne che vicino a voi. Se fossi un poeta, volerei da voi. Se fossi un macellaio, verrei da voi. Se fossi uno stupido, con voi allora griderei. Le razze inferiori vanno ammazzate, le classi inferiori vanno sfruttate. E ci vuole Adolf e l'Austria libera. Ecco, alcuni versi di questa poesia credo siano indimenticabili, soprattutto per chi come me ha conosciuto la sua figura quando era studente. E il fatto che lui ponga come culmine massimo del climax, dell'escalation, vorrei essere uno studente, cioè dopo essere stato un tassista morto, un assassino, uno stupratore, ecco, la figura dello studente per lui è stata una fase di sofferenza e forse su questo noi non abbiamo riflettuto abbastanza in generale
l'idea di donare la propria vita allo studio, alla scrittura, che poi per lui è stato soprattutto questo, a dire la verità, perché non è stato né un grande frequentatore dell'università, né non ha neanche dato molti esami. Quindi ecco, la difficoltà in cui si trovano alcuni tipi di studenti e questa sensazione di essere incompresi e di avere davanti un mondo che non vuole percepire il loro messaggio è sicuramente uno spunto di riflessione. Forse non il più importante, non sto dicendo questo, però è un messaggio che si prestava bene a una presentazione così breve. In più nella poesia, nel finale, si capisce gran parte del suo messaggio, quando dice: se fossi uno stupido con voi griderei, le razze inferiori vanno ammazzate, le classi inferiori vanno sfruttate. Questo sicuramente è buona parte delle tematiche su cui si è concentrata la sua poesia. E spero di aver acceso un interesse e sono disponibile se qualcuno ha domande, o la sua produzione, parte della sua produzione è acquistabile, è reperibile, quindi buona lettura. Buongiorno a tutti, il mio nome è Matteo Monti, sono assegnista di ricerca in diritto pubblico comparato all'Università di Pisa in collaborazione con la Scuola Superiore Sant'Anna. La mia tesi di dottorato, che è stata premiata con uno dei premi Claudio Agusta 2020, riguardava il federalismo asimmetrico come strumento di contenimento delle istanze secessioniste all'interno dei cosiddetti federalismi multinazionali, con anche attenzione ai costi di questi strumenti di ingegneria costituzionale in termini di principio di uguaglianza. Per svolgere questa domanda di ricerca ho selezionato 3 ordinamenti giuridici e 5 casi di studio, e in particolare ho selezionato la Catalogna e i Paesi Baschi per la Spagna, l'Alto Adige, Südtirol e la Val d'Aosta, Val d'Otè per l'Italia e il Quebec per il Canada. In questo senso, attraverso un'analisi sia interdisciplinare che con approccio storico-diacronico, ho tentato di rilevare come nell'evoluzione di diversi modelli territoriali la concessione o la riduzione di asimmetria, e con asimmetria intendo il differente trattamento di una particolare regione in termini competenziali, istituzionali o finanziari fiscali, abbia impattato sulle istanze e sulle pulsioni secessioniste sia nei partiti che nella popolazione. Ho anche studiato all'interno della tesi come questi strumenti di ingegneria costituzionale avessero ricadute sul principio di uguaglianza, sia in termini di uguaglianza fra collettività territoriali che fra individui. Nell'ambito di questa analisi mi sono concentrato sulla provincia autonoma di Bolzano, che è sicuramente da questo punto di vista un modello importante di sviluppo territoriale del governo dell'autogoverno delle minoranze nazionali, e anche un caso di studio prototipo, un modello diciamo vincente che viene studiato e apprezzato in tutto il mondo, malgrado anch'esso abbia una serie di ombre, oltre che sicuramente tante luci. Lo studio della realtà della provincia di Bolzano è anche legata a motivi familiari e affettivi, in quanto la mia nonna materna era una sudtirolese di lingua tedesca proveniente da Brixen, e proprio a Bressanone incontrò mio nonno, un veneto appunto che si era trasferito a Bressanone per giocare a calcio nel primo dopoguerra. Anche se hanno vissuto poco nella provincia autonoma di Bolzano, comunque parte della mia identità culturale è anche legata a quelle zone.
e mi ha molto affascinato poter studiare, in qualche modo analizzare quella che è stato il contesto storico-politico nel quale i miei nonni hanno in parte vissuto. Vi ringrazio per questa attenzione, speriamo in futuro di avere magari occasione di confrontarci anche di persone, non solo virtualmente. Grazie a tutti. Buongiorno, io sono Ilaria e nel marzo 2020 mi sono laureata all'Università Ca' Foscari di Venezia. Ringrazio anzitutto la Biblioteca Claudio Augusta per aver valutato positivamente il mio lavoro di tesi e per questo riconoscimento. La mia tesi ha il titolo di La rinarrazione culturale come nuovo paradigma del marketing territoriale e in essa cerco di teorizzare una nuova possibile modalità di comunicazione dei territori, in questo caso dell'Alto Adige, che vada a valorizzare gli aspetti tradizionali e identitari del territorio stesso attraverso una loro rilettura, come dice il titolo, in chiave contemporanea, inedita, non convenzionale. Questo con alcune idee di fondo, che anzitutto una comunicazione, modalità di questo tipo possa entrare in dialogo con un pubblico non di massa, un pubblico invece più consapevole dell'esperienza che sta andando a fare e del territorio con cui si sta approcciando. Dall'altra parte una modalità comunicativa di questo tipo andrebbe a creare una differenziazione reale del territorio nel panorama delle destinazioni e a creare quindi un vantaggio competitivo rilevante, duraturo e sostenibile. L'Alto Adige in questo senso ha rappresentato il punto di partenza e il fulcro del mio ragionamento. Infatti sono partita dall'analizzare le modalità, le strategie di FranzLab, agenzia di comunicazione di Bolzano, che racconta da più di 10 anni il territorio giocando proprio su queste modalità. Da una parte la conservazione delle tradizioni, dall'altra l'estrazione da esse di approcci e di potenzialità ancora non sfruttate, inedite e innovative. Rispetto agli approcci più tradizionali che spesso vanno ad alimentare un'immagine, un immaginario omologato e stereotipato del territorio, le modalità rinarrative andrebbero invece a rispondere in modo positivo all'esigenza di differenziazione nel panorama delle destinazioni turistiche, ma anche a rispondere in modo sostenibile all'esigenza di sostenibilità economica e di impatto dei flussi sul territorio, limitando atteggiamenti di consumo. FranzLab negli anni ha messo proprio in atto queste strategie di rinarrazione, andando a modificare gli sguardi e gli approcci rispetto per esempio all'universo della montagna o a luoghi dell'area altoatesina più conosciuti e più noti, andandoli a raccontare con modalità nuove, più dettagliate, più curiose e coinvolgendo in modo molto positivo anche le realtà e personalità del mondo creativo e culturale locale. In conclusione, nella parte finale della mia tesi sono andata a proporre un modello concettuale e grafico di applicabilità di questo paradigma del marketing del territorio a diversi contesti e alle diverse esigenze dei territori. Buongiorno, io mi chiamo Michele Ossemer, ho 30 anni, sono nato a Bolzano e attualmente vivo a Trento. Dopo aver conseguito la laurea magistrale in gestione delle organizzazioni presso l'Università di Trento e un master di 1 anno nella gestione dei patrimoni naturali, parallelamente al lavoro ho voluto andare avanti con gli studi accademici e riscrivendomi all'università, interessato a un master di secondo livello in Future Studies, o come viene chiamato in italiano, di previsione sociale. Il progetto di ricerca presentato per il premio Claudio Augusta 2020 è nato proprio come conclusione di questo percorso.
Che cosa sono i Future Studies? Gli studi di futuro sono una disciplina che sta a metà tra il risk management e l'analisi dei trend e mira ad analizzare e prevedere tutta una serie di possibili andamenti e tendenze, sia globali come i macro trends, ma anche in specifici contesti circoscritti come quelli organizzativi o aziendali. Chiaramente il futuro è impossibile da prevedere, ma è possibile indirizzare il presente sapendolo cogliere dalle diverse prospettive e dai diversi punti di vista, apprendendo ed esplorando ciò che poi potrà influenzarlo, questo sì. L'obiettivo principale, appunto, di uno studio di futuro o di anticipazione è quello di sollevare domande aperte e orientare le discussioni su ciò che il futuro del soggetto preso in analisi, come nel caso del mio progetto di ricerca La Provincia Autonoma di Bolzano, può e dovrebbe essere all'interno delle comunità di impresa, scientifiche, ma soprattutto politiche. Il titolo del mio progetto di ricerca è infatti Alto Adige Südtirol 2040, opportunità, prospettive e ostacoli allo sviluppo, una metodologia di pianificazione partecipativa del futuro della provincia. La futura resilienza e vivibilità dei territori montani, proprio come il contesto altoatesino, dipendono molto dalla capacità di saper ascoltare le esigenze e le perplessità, saper intercettare le minacce, sapendo poi proporre soluzioni originali che siano in grado di adattarsi agli impatti e ai cambiamenti, sia attuali ma soprattutto futuri. Nel mio progetto di ricerca, redatto come conclusione di questo percorso di formazione della durata di un anno, ho voluto analizzare e descrivere il futuro preferibile da ipotizzare per i prossimi 20 anni per la Provincia Autonoma di Bolzano e quali passi serviranno poi alle amministrazioni e ai cittadini per arrivare affinché si realizzi. La metodologia utilizzata per la creazione di tale scenario è stata sviluppata attraverso l'utilizzo di 2 strumenti qualitativi. Il primo sono interviste strategiche semi-strutturate a cittadini particolarmente attivi e informati sul territorio. Il secondo invece attraverso un metodo partecipativo chiamato modello concettuale di backcasting. Che cos'è il backcasting? Il backcasting è una tecnica di creazione di scenario dove da un futuro auspicabile che emerge dai partecipanti agli incontri si delinea un percorso che poi procede a ritroso, cercando di ricostruire quali step serve a compiere affinché tale visione ottimabile si realizzi. L'obiettivo è stato quindi quello di sviluppare un nuovo approccio partecipativo da parte della comunità, o per meglio dire dai rappresentanti di essa all'interno degli esercizi, nei processi di pianificazione strategica, in grado di saper sottolineare i problemi attuali, quelli emergenti, saper cogliere i rischi, ma soprattutto le opportunità, sapendo poi proporre soluzioni da perseguire nel futuro a medio-lungo termine. Per concludere, gli studi di futuro sono un campo di ricerca per molti ancora molto sperimentale, che hanno l'obiettivo di rivelare e padroneggiare le complesse catene di casualità, di influenza dei trend, attraverso l'utilizzo di riflessioni sistematiche, di sperimentazioni e, come nel caso del backcasting, di veri e propri esercizi. Costituiscono quindi una base naturale per l'analisi di realtà locali, nazionali e internazionali, tramite l'approccio che hanno, che è sia interdisciplinare che transdisciplinare, diventando un possibile nuovo forum alla base dei processi decisionali sia politici che sociali, sia di grandi comunità, ma anche di piccole realtà, come in questo caso studio, sapendo coinvolgere i cittadini e sapendo riuscire a formulare ipotesi su quale sarà il futuro preferibile, come in questo contesto della Provincia Autonoma di Bolzano, in un arco temporale di 20 anni, sapendo evidenziare soprattutto i passi intermedi che serviranno alla propria comunità e alle proprie istituzioni affinché tale scenario ipotizzato si realizzi. Io vi ringrazio e colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta la Biblioteca Claudia Augusta per l'opportunità datami. Buongiorno a tutti, mi chiamo Patrick Dal Piaz, ho 26 anni, sono di Bolzano e ho conseguito la laurea magistrale presso l'Università di Trento e l'esame di Stato come ingegnere ambientale. Ho svolto la mia tesi all'estero presso l'Agenzia per l'Ambiente della Baviera
in collaborazione con l'Università Tecnica di Monaco e il supporto della Protezione Civile e il Servizio Forestale della Provincia Autonoma di Bolzano. La mia tesi è scritta in inglese e volendo tradurre il titolo, questo reciterebbe Miglioramento e calibrazione di un modello GIS per la stima del potenziale di legname galleggiante all'interno dei torrenti nei bacini montani, un caso studio per l'Alto Adige. Il legname galleggiante nei torrenti rappresenta un pericolo naturale nei bacini montani in quanto può danneggiare infrastrutture come ponti, dighe e briglie. Inoltre, il legname potrebbe anche dare origine a intasamenti che, portando ad un innalzamento del livello dell'acqua e a conseguenti allagamenti, costituiscono un rischio per insediamenti urbani e le persone. Per queste ragioni è importante stimare in maniera accurata il potenziale di legname che può essere introdotto all'interno dei corsi d'acqua, in seguito ad eventi di piena, erosione delle sponde, frane e schianti da vento, come nell'evento Vaia di fine ottobre 2018. Valutando diversi parametri topografici e forestali, come per esempio la larghezza del torrente, la percentuale di vegetazione nell'alveo, la capacità di trasporto del legname, eccetera, è stato possibile regolare il modello GIS con dati di eventi reali, dove si è verificato trasporto o accumulo di legno in corsi d'acqua dell'Alto Adige. Tali dati sono stati raccolti nel corso degli anni dalla Protezione Civile di Bolzano. Da un punto di vista pratico, questo studio ha fornito l'opportunità di affinare un modello per la stima del legname galleggiante durante eventi di piena nei torrenti, è fondamentale per valutare le reali zone di pericolo e rischio e per effettuare quindi una pianificazione mirata ed efficace degli interventi. Il presente studio potrebbe essere pertanto di notevole rilevanza per le autorità locali, così come per le agenzie di protezione civile e di tutela del territorio.